a Casa Diodoros per presentare l'ultimo progetto di valorizzazione che assieme in una combinazione un ente pubblico come il Parco della Valle dei Templi è un'eccellenza del territorio che riguarda i prodotti lievitati e i prodotti di gastronomia e pasticceria. È un progetto che abbiamo subito posto alla famiglia Bonvissuto ed è un progetto che oggi noi presentiamo, quindi è la nascita di un panettone a marchio Diodoros che utilizza i prodotti di quel progetto di valorizzazione e che nella fattispecie sono le nostre grani che sono proprio qui coltivati a valle da dove parliamo, le nostre mandorle, i nostri di arancio messi assieme in maniera magistrale da chi fa questo mestiere e che negli ultimi anni si è guadagnato una stima e un valore sul mercato che è importante per tutto il territorio provinciale di Agrigento e non solo. Sì, questo l'abbiamo definito un po' tutti il primo dolce della valle, è qualcosa di meraviglioso anche perché è da 2 anni che ci lavoriamo, promotore è stato il direttore Sciarratta, ma era anche un nostro desiderio di vendere qui, andando alla ricerca prima anche con mio fratello, ma oggi è un sogno che si realizza. Un applauso va a tutti i produttori perché credetemi stanno facendo dei prodotti eccezionali dove noi con una tecnica di lievitato abbiamo realizzato appunto il primo lievitato panettone con tecnica Milano ma i prodotti esclusivi della valle ed è venuto fuori qualcosa di meraviglioso, qualcosa di inebriante. Non è presunzione la mia ma non ha uguale al mondo quando hanno delle caratteristiche particolari. Il panettone è l'ennesimo prodotto che si aggiunge, trasformato ovviamente delle materie prime che vengono raccolte dentro il parco, lo farà, anzi lo ha già fatto l'azienda Bonvissuto di Canicattì e lo farà in edizione limitata quest'anno. Sarà un primo test, ovviamente Casa Diodoros sarà il luogo principale dove verrà venduto il panettone, ma l'azienda Bonvissuto lo distribuirà anche nei suoi canali e sarà venduto anche sull'e-commerce diodoros.shop. Casa Diodoros è l'ennesimo tassello che si aggiunge a questo progetto perché comunicazione va di pari passo con la produzione di tutte quelle eccellenze che si possono produrre all'interno della valle.